Si tratta di sintonizzarci con la proposta che il Papa ha lanciato proprio ieri. In riferimento alle parole allarmate di Papa Francesco nei confronti della delicata e preoccupante situazione in Ucraina, anche la diocesi di Vittorio Veneto ha voluto prendere parte all'iniziativa rivolta a tutti, credenti e non credenti, prevista per il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri. Il Papa, dopo essersi impegnato per far di tutto perché questo non succedesse, ha lanciato l'iniziativa che il giorno 2 marzo, che è il giorno delle Ceneri, ci sia una giornata che coinvolge tutti, credenti ma anche non credenti, di preghiera e di digiuno perché questa situazione possa risolversi senza conseguenze. Un invito, quello del Papa, che dovrebbe essere fatto proprio da parte di tutti i cittadini, perché le situazioni di estrema difficoltà possono essere superate anche attraverso la preghiera. Ho dato anche l'indicazione magari di accendere una candela da mettere alla sera del 2 marzo sul davanzale della casa o davanti alla porta della chiesa in segno di continuità di presenza e di preghiera per questo scopo, cioè per la pace.